I carabinieri di Pordenone hanno arrestato 5 persone, 4 ragazze e un uomo, per spaccio di eroina nelle scuole superiori che avveniva soprattutto durante la ricreazione. Siamo partiti nel mese di aprile con un classico sequestro di una dose di eroina su strada a carico di un consumatore, e da lì sono partite le indagini che hanno permesso di dimostrare che 3 ragazze di età compresa tra 19 e 20 anni, 3 ragazze del Pordenonese, per la precisione di Zoppola, Cordenonse e Pordenone, gestivano uno spaccio di eroina, esclusivamente di eroina, in favore purtroppo di ragazzi delle scuole superiori. In particolare una di loro era frequentatrice dell'ultimo anno di un liceo qui di Pordenone, e quindi all'interno dei bagni di questo istituto scolastico aveva organizzato lo spaccio. Fulcro dell'acquisto della droga ancora una volta Mestre. Una ventenne di Zoppola, pregiudicata. Quest'ultima in particolare con la sua autovettura raggiungeva tutte le settimane Mestre, Venezia Mestre, per rifornirsi appunto da un pluripregiudicato tunisino 39enne, il quale era il suo punto riferimento per lo spaccio dell'eroina. Quest'uomo si avvaleva della compagna 43enne italiana, che essendo donna, madre di un 14enne, risultava anche meno sospetta, e questa donna a bordo di una bicicletta, seguendo le indicazioni del compagno, riforniva la Pordenonese all'interno del parco denominato Sabbioni di Mestre, abitualmente frequentato tra l'altro da altri giovani, e di qui un'ulteriore aggravante contestata dal GIP del Tribunale di Pordenone. I carabinieri hanno anche notificato 5 obblighi di firma ad altri indagati.